Che parterre di ospiti! Ben arrivati, Don Bacchi. Ciao, Grande Don Aldo. Bacchi, ben Grazie trovato. anche stasera di averlo qua con noi. Adesso lo prendiamo, eh? Guarda, arriva subito prontamente da Riccardo. Eccolo, Eccolo. arriva perché è mio questo. Anche per me è un piacere veramente essere tornato e quindi contentissimo di poter ancora esibirmi in questo splendido teatro. Noi siamo contentissimi perché quest'anno ti abbiamo visto in moltissime trasmissioni importanti, di successo, che ti hanno omaggiato, veramente un tributo per i tuoi 50 anni di carriera, di canzoni. E così, in questa maniera, lo facciamo anche noi e siamo orgogliosissimi di questo. Grazie. Felicissimi. Io li ho festeggiati, l'ho già avuto modo di dirlo nella puntata precedente. Li ho festeggiati facendomi un doppio regalo, il mio nuovo libro Storia di altre storie, che segue appunto il precedente, che è Questa è la storia. È un libro anche fotografico e oltretutto, oltre al libro, insomma, ho prodotto un CD, anzi l'ho prodotto mio figlio Emiliano, un CD intitolato Il mestiere delle canzoni, da cui appunto traggo un paio di brani anche oggi per farvi ascoltare. Uno l'ho già eseguito nella puntata precedente perché mi è stato richiesto a furor di popolo e quindi non posso esimermi. È dal un gran bel cantarlo. brano. È vero, è molto bello. 20 anni, sì. Andiamo? Lo presentiamo? Ma io direi di sì, ascoltiamo Don Bacchi con queste due canzoni. Allora, la prima si intitola Le canzoni. Sì, le canzoni, posso aggiungere un... Come ci mancherebbe? Certo, anzi. Le canzoni è appunto una canzone particolarmente, diciamo, italiana, se vogliamo, perché è dedicata proprio alle canzoni. Il mio CD si intitola Il mestiere delle canzoni e in questa canzone particolare, appunto intitolata Le canzoni, è un omaggio che io faccio proprio a questi piccoli miracoli che sono appunto le canzoni. Ho dedicato poi durante appunto la mia esibizione, durante l'esecuzione della canzone, si sentirà che io ho voluto anche omaggiare quelli che sono stati i miei maestri, diciamo, in questo mestiere. Faccio dei nomi all'interno del brano stesso e a loro che ho singolarmente e particolarmente dedicato questo brano. Bravo, Don Bacchi, Benissimo. bravo. Ti lasciamo Quindi il palcoscenico. È un tango, È un tango passionale. È un Appassionato. tango perché ho voluto anch'io appunto sottolineare quanto questo ritmo in fondo ci manca e quanto insomma siete state anche voi capaci di esaltarlo anche attraverso altri artisti che sono stati È qui. vero, Che è bello, vero. grazie. Allora andiamo Avviciniamo più avanti, un pochino più in l'asta luce. in luce. e quindi, come si La usa magia. dire, come si usa dire, insomma, per 1000 voci, Don Don Bacchi. Bacchi. Le canzoni, oh, le canzoni sono fucine dove nascono grandi emozioni. Il primo bacio, il primo amore, la prima volta che ti ho stretta qui sopra il mio cuore. Le canzoni, oh, le canzoni, ma dove sono quelle magiche belle canzoni? Quelle che possono tutti cantare e ballare, quelle magnifiche grandi canzoni che parlano al cuore. Quando ascolto il nostro concerto sul 45 segnato dal tempo consunto e un po' storto, quante visioni mi portano un batticuore. Vedo quel volto con gli occhi dell'anima
e parla d'amore. Non mi interessa per niente se oggi va il pop. Di questo rock demente me ne impippo un po'. E poi sai che ti dico e di certo non sbaglio. Anche del rock and roll abbiamo visto il meglio. Elvis e Jerry Lee, Little Richard con Eddie, Haley, Chuck Berry, Jim Vincent, Fats Domino e Buddy. Le canzoni, oh, le canzoni sono stampelle dove si attaccano grandi emozioni. Danno il tempo al nostro tempo e ci ricordano storie passate ormai via con il vento. Le canzoni, oh, le canzoni, soltanto quelle regalano sogni e le mie sensazioni. Amo le orchestre di un tempo e di vecchi cantanti. Amo gli attori, gli amici fedeli degli anni ruggenti. Le canzoni, oh, le canzoni, certo a me piacciono solamente le vecchie canzoni, quelle banali che dicono frasette come ti voglio bene, ti amo per sempre, adoro il tuo nome. Modugno, Bindi e Buscaglione cantano adesso con gli angeli e con Carosone. Spero soltanto in un posto lassù con decoro. Pure per me ci sarà, mi contento nel coro. Anche se non sono bravo come forse speravo, però nemmeno si scarso come forse temevo, perché anche io ne ho scritte tante di belle canzoni. Canzoni che parlano al cuore. 20 anni d'ore vissute chiedendo alla luna la buona fortuna,
perduta o fatata, una storia mai nata, improvvisa, argentata. 20 anni pieni di sole, di sere d'estate, di labbra salate, di lacrime amare, di cielo, di mare, d'amore, di cuore. E suonare, cantare canzoni, provare emozioni guardando al domani. Noi travolti da tutto l'amore che può dare il mondo. Speranze tradite, illusioni sfiorate, nel vento volate, rabbie ingoiate. Anni di giorni radiosi e di paradisi, affamati di vita, affamati d'amore, saziati con odio, con rabbia e furore. Passati a pensare di essere moderni, di essere eterni, che saremmo rimasti per sempre padroni del mondo. Essere moderni, di essere eterni, che saremmo rimasti per sempre padroni del mondo. Provaci! Don Bacchi! Vieni. Cerchiamo di riportarlo un attimo, vediamo. Veramente belle.